Adoro paglietta. Complimenti, donna Assunta. È proprio vero, il caffè fatto in casa è un'altra cosa. Modestamente lo sacce fa. Sempre fiori freschi, tutti i santi giorni che Dio manda in terra. Gesù, donna Su, e da quanto tempo? Da sempre. Praticamente io mi sono sposata vedova. Giusto il tempo di fare questo figlio. E poi la buonanima mi ha lasciata. Sì, mi ricordi, allora ero giovane pure io. Un fatto che fece molto rumore. Se ne parla ancora adesso. Era un uomo che non si teneva affronti e prepotenze da nessuno. Ed è finito come è finito. Così hanno voluto il Signore e quella bella mamma di Montevergine. Ecco, appunto per questo, giusto vi volevo dire, donna Assunta, la cosa è difficile. Questo figlio vostro tiene, come dire, il paliatone facile. Tutto come suo padre buonanima. Ecco, leggete qua, ecco. Ingiurie e percosse. Articolo 597 del Codice Penale, 7 luglio 1971, pretore di Napoli. Ah, ma quello l'aveva provocato. Sì, e poi 8 settembre 1973, sempre per ingiurie e percosse. Sempre provocato? Sì. Tutto suo padre buonanima? Sì, suo padre. E poi 5 aprile 1977. Sempre suo padre buonanima, ingiurie e percosse, sì. lo so. Ma questo che c'entra col banco di Porta Capuano? La legge, non è su, la legge. Certificato di buona condotta, il certificato penale, il certificato dei carichi pendenti, certificato di rito. Certificati di chi le... Ma mio figlio il banco a Porta Capuano lo deve avere. Ed è per questo che ci sta un salvatore vostro, cioè io. Capito. Vedete, donna Su, sono pratiche difficili dati i precedenti di vostro figlio. Non ne viene fuori. Però... La riabilitazione, vabbè. il condono, la trascrizione dei carichi pendenti, cose difficili, donna Su, cose difficili. È difficile. Qua i diritti bisogna conquistarseli, se no che facciamo? Stiamo sempre un faccio schiaffo, no. Guardate, io lo capisco che la Madonna di Montevergine è potente e voi fate bene a fare i vostri fioretti e i vostri voti, ma qua bisogna ungere le ruote. È ungite, Grazie. mi raccomando l'olio. Non dubitate, Uè, e oggi non dite sì. E che giornata! Grandi cose, don Gennaro, grandi cose! Le ruote cominciano a girare, Beh, certo, ci sono ancora alcune ruote che bisogna ungere, perché voi capite bene, ma non vi dovete preoccupare, don Gennaro, non vi dovete preoccupare, perché quando le ruote unte saranno unte bene e gireranno con le altre, allora voi dovete sapere che l'ingranaggio, quando più grasso c'è, oh Madonna, quando più grasso, allora quello girano. Salvatore, parlamici chiaro. Sì. Mi si venga a sapere che mi pigliate i soldi a mia madre. I va a boffe e pacca. È chiaro? Ci siamo spiegati? O no? Tuo fratello. Sono 40 anni che faccio questa professione con soddisfazione del pubblico e delle autorità. E voi vedete che mi devo sentire dire. Sono cose da non credersi. Magari. Beh, io voglio sapere una cosa. Che cosa? Chi è che ha fatto togliere la contravvenzione a Giacchino Assumma? Io! Ah, voi. Chi è che ha cacciato le carte per il matrimonio di Concetta Russo in solo 24 ore? Io! Voi. E vedete che devo sentirmi dire? Ma caro Don Salvatore, per Gennaro, voi non potete fuori estenire. A chi lo dice? Io? Sì, lui. Io faccio per Don Gennaro più di chiunque altro. Ah, sì? Per lui e per sua madre, santa donna. Ah, pure per sua madre. Anche per sua madre. E che fate? Che faccio? Le togliete qualcosa di soldi per evitare che si dia il vizio alla dissipazione? Per forza pulite per ridere stamattina. Già, dovete far ridere soltanto voi. La speranza le do, la speranza. Senza speranza non si campa da do. Ah, sì? Senza speranza c'è solamente disperazione. Magari non succede niente, ma la speranza è vita. Lo dice anche la Chiesa. Fede, speranza e carità. Donna Assunta la fede la tiene. Io le do la speranza e lei mi dà la carità. Una cosa perfetta, come vedete. Voi dite, Don Salvatore? Dico. È importante la speranza. Importantissimo, Totò, importantissimo. E a mia speranza chi m'ara? Avvocato.